23 arresti e 3.000 reperti archeologici recuperati per un valore superiore ai 40 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione Demetra dei Carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale per sgominare un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di beni archeologici siciliani. Ci sono anche 6 agrigentini, 4 di Ravanusa: Matteo Bello, 61 anni, Luigi Giuseppe Grisafi, 54 anni, Calogero Ninotta, di 39 e Gaetano Romano, di 58. Calogero Stagno, 51 anni, di Favara, e Francesco Giordano, 71 anni, di Campobello di Licata. Un'operazione molto complessa, ha spiegato il generale Fabrizio Parrulli, articolata non solo sul territorio nazionale, ma con ramificazioni anche nei paesi come il Regno Unito, la Spagna e la Germania, dove abbiamo eseguito provvedimenti restrittivi e perquisizioni, spiega, che hanno portato a recuperare oggetti importanti che stiamo analizzando. Dalle campagne della provincia di Agrigento e Caltanissetta, dove seppur con metodi rudimentali i trafficanti conducevano vere e proprie campagne di scavi clandestini, i reperti raggiungevano la Germania. Con gli stratagemmi più disparati, monete d'argento di epoca romana per esempio sono state ritrovate nel portafoglio di uno degli arrestati, mescolate ad altre di uso corrente. In Germania venivano dotati di falsi certificati di provenienza inviati nel Regno Unito o immessi nel mercato attraverso case d'asta operanti a Monaco di Baviera. Da Londra, dove aveva sede il vertice dell'organizzazione, i proventi erano poi ridistribuiti con un ulteriore passaggio a Barcellona. Per incrementare le entrate erano state create anche 2 equip di falsari con base nel Nisseno e nel Catanese, mentre altri rami della rete sono stati individuati in Puglia, Campania e Piemonte. L'indagine, iniziata nel 2014, si è sviluppata lungo 2 filoni. Il primo ha avuto come oggetto il sistematico saccheggio di terreni di interesse archeologico del Nisseno e dell'Agrigentino, i cui reperti erano destinati a collezionisti del Nord Italia consapevoli dell'origine illecita dei propri acquisti. Il secondo, di respiro internazionale, ha approfondito i collegamenti all'estero degli archeotrafficanti siciliani, arrivando a ricostruire l'intera filiera del crimine e a smantellare una complessa organizzazione guidata dal mercante d'arte londinese William Thomas Veres. Fondamentale in questo senso è stata la cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia. In territorio italiano invece l'operazione è stata condotta in sinergia con i comandi provinciali dei Carabinieri.